Benvenuti a tutti amici di Matto Scacco in questo nuovo video. Oggi vediamo una delle difese secondo me che ha più potenziale contro l'apertura D4 e in generale il gambetto di donna. Una difesa che è stata utilizzata da molti campioni in passato, adesso a dire la verità la si vede poco ad alti livelli, ma noi parliamo ai nostri livelli, quando una semplice mossa differente può tranquillamente mettere sottosopra la preparazione del nostro avversario, e questo credo che sia una cosa molto importante. E sto parlando della difesa slava, la difesa che si presenta in questo modo: C4, C6. Diciamo che il tipo di difesa classica prevede una mossa come E6, che sicuramente va bene e permette in futuro di controbattere sul centro come C5. C6 invece ha altre idee. Per esempio, dopo cavallo C3, cavallo F6, cavallo F3, la disposizione che si otterrà è sempre questa. Qui ci sono varie alternative. Diciamo che se andiamo comunque adesso a giocare 6, si entra in quella che poi viene chiamata la semislava, uno dei modi secondo me più semplici e solidi di giocare grazie a questo cuneo centrale. L'idea comunque anche nella semislava è quella prima o poi di prendersi questo pedone, spingere in B5 e far sì che questo alfiere, che attualmente è cattivo, possa vedere la luce in fianchetto. Ma la variante che voglio presentarti io, ed è quella che è stata presentata nel corso che attualmente è uscito ed è in offerta di lancio fatto dal candidato maestro FIDE Cyrano Lossi, vincere con la difesa slava, lui ha impostato tutto il corso su questa linea principale, D per C4. A questo punto io non so quanti giocatori col bianco sono preparati su una sorta di variante del gambetto di donna accettato, perché in genere quasi mai nessuno va a catturare questo pedone, perché ormai è risaputo che questo pedone lo si può riprendere tranquillamente, e col bianco può avere un buon gioco, sviluppa subito l'alfiere prendendo quel pedone. Però vediamo quanti sanno col bianco come si gioca, come si continua ora. Qui i piani del gioco del nero, come indicati dalle frecce, sono quelli di giocare 6, e 6 aiutano insieme a C6 a creare un ottimo supporto della casa D5, quindi in futuro il cavallo potrà prendere anche la postazione in D5. Ovviamente per il bianco non deve essere possibile una mossa di questo tipo, oppure B5 con l'idea di dire io mi tengo il pedone di vantaggio. Ok? E lì poi sta a entrambi i giocatori dimostrare. Il bianco dimostra che catturare questo pedone non è buono, il nero deve dimostrare che invece addirittura può continuare a giocare la partita con un pedone di vantaggio. A questo punto ci sono due linee principali per il bianco, diciamo la migliore in assoluto è A4, e in genere tutte le volte in cui il nero minaccia di giocare B5 tenendosi il pedone, io consiglio sempre di giocare A4, che è la migliore risposta in assoluto. Un'altra possibilità a questo punto è di giocare 4, cioè il bianco va per controllare il centro, e questi pedoni fanno benissimo questa funzione, e allo stesso tempo l'alfiere è pronto per riprendersi il pedone, però c'è anche da dire che quei due pedoni lì al centro magari possono essere molto attaccabili, tartassati dai pezzi del nero. Vediamo una linea per volta. Io direi partiamo dai 4, una linea che sicuramente può essere giocata dal bianco. Come si continua? Beh, qui semplicemente il nero deve essere coerente e deve cercare di mantenere questo pedone, quindi B5, cercando di mantenere. E ora ancora una volta non ci sono troppi modi per smantellare questa piccola catena di pedoni se non tramite A4. A4 si minaccia la cattura, si minaccia la cattura, si minaccia la cattura. E A6 non funzionerebbe, perché una mossa come A6 purtroppo dopo cattura, ovviamente non si può prendere il pezzo, poiché si perde la torre, e cercare anche magari qualche mossa intermedia tipo scacchi così non è possibile, perché questa casa è protetta dalla torre. Quindi su una mossa come A4 il nero deve prendere provvedimenti, e qui il modo migliore e unico per continuare è B4. Si attacca il cavallo e allo stesso tempo si lascia in presa il pedone C4. L'idea qual è? È che dopo una ritirata del cavallo, questo cavallo si deve ritirare, non ha tante case bellissime, io direi la casa di partenza o la casa 2, forse A2 più probabile, perché mette pressione anche sul pedone in B4. Ora il nero ha due pedoni sotto,
sicuramente uno dei due cadrà, ma è anche vero che ora il nero si rifà su un pedone centrale, quindi l'idea è di dire ok, prenditi un mio pedone semicentrale, io me ne prendo uno centrale, alfiere per C4, il bianco ora ha una buonissima posizione dell'alfiere del cavallo ed è pronto per arroccare, e qui ora c'è ancora sempre la minaccia su questo pedone. Mossa intermedia, ritirata di cavallo, il cavallo lo togliamo da E4 dove era un pezzo sospeso, guadagniamo il tempo sull'alfiere che si può ritirare in B3 o in D3, e a questo punto, visto che c'è sempre questo pedone sotto, A5. E qui direi che la partita si gioca, magari il nero potrà continuare con l'alfiere in fianchetto, l'alfiere in E6, attenzione a questo pedone C6 che in effetti è un pedone debole, che allo stesso tempo diciamo limita l'attività dell'alfiere e dei pezzi sulle case bianche. C'è da dire che questo cavallo in A2 che ho evidenziato ora di giallo non sa dove andare, quindi pro e contro della situazione. Fatto sta che questa si tratta di una situazione nuova per il bianco, difficilmente si ritroverà a giocarla, spesso vengono utilizzate altre difese, però può essere interessante. Ok, quindi bene. Ci sono tantissime idee di portare magari un cavallo in D5 davanti al pedone isolato, idea da parte del bianco magari anche di cambiare i pezzi, ci sono tantissime idee. Torniamo indietro di qualche mossa, quando a questo punto il bianco deve decidere cosa fare. Abbiamo visto cosa succede su E4, vediamo cosa succede su A4, che è sicuramente la continuazione più corretta. Ora non è possibile fare subito B5, si perderebbe un pedone, quindi alfiere F5 con l'idea di sviluppare un pezzo e impedire la spinta E4. Alla fine un po' tutte le aperture si concentrano sempre sull'impedire che il nostro avversario possa piazzare entrambi i pedoni sul centro. Continuiamo con E3, visto che non si può giocare E4 si gioca E3, adesso l'alfiere è libero di riprendersi il pedone, qui non ci possiamo fare nulla, non sarebbe scorretto giocare mosse di questo tipo cercando di tenersi il pedone all'infinito, ma accettiamo che il bianco si riprenda il pedone, intanto siamo felici che questo alfiere per il momento è chiuso, e alfiere in B4 perché? Oltre che per inchiodare il cavallo, sempre per rendere più difficile questa spinta, perché noi in futuro possiamo tranquillamente catturare e dare quindi l'alfiere sul cavallo per impedire E4 che è supportato ovviamente dal cavallo C3. Quindi a rocco corto, esempio, a rocco corto. Ora come può continuare il bianco? Ha tantissimi modi per continuare, tra cui donna E2. L'idea di donna E2 è quella di cercare veramente di spingere questo pedone, ma soprattutto di portare anche la torre in D1, dove da D1 ovviamente il bianco dovrà cercare prima o poi di spingere in D5 ad aprire la situazione. Alfiere in G6 per il nero, anche alfiere G4 si può giocare, qui dipende poi uno come vuole giostrarsi la posizione, può dare anche l'alfiere sul cavallo. Alfiere G6 è sicuramente la più precisa. Torre di 1 da parte del bianco, e probabilmente ti sei domandato ma qui il bianco poteva giocare 4 perché lo scopo del bianco è quello di andare con entrambi i pedoni sul centro, e 4 tra l'altro libera poi anche l'alfiere, sembra un'ottima mossa, ma qual è il problema? Che il nero può eliminare il cavallo che era il difensore di questo pedone, e a seguito di questa posizione il nero se ne esce con un pedone in più, è una posizione vincente. Quindi vedi come ci sono sempre tante possibilità per il nero di giocare sul centro. Quindi la mossa corretta è torre di 1, e ora, dato che appunto c'è questo attacco a raggi X, perché no giocare un cavallo BD7 togliendo l'attacco a raggi X sulla donna. E adesso come continua il bianco? Che cosa si potrebbe fare ora nei panni del bianco? È difficile trovare qualche mossa sensata, qualche mossa forte, forse un cavallo a 2 per cercare di rimuovere questo alfiere, oppure una mossa più normale e comune come, non so, cavallo H4 con l'idea di mangiarmi questo alfiere, o semplicemente magari cavallo E5 con l'idea di mangiarmi questo alfiere, e ovviamente tu non mi puoi catturare col cavallo, altrimenti poi ci sono vari attacchi e robe varie. Ti faccio vedere che cavallo H4 non funziona perché questo alfiere noi lo salviamo come? Con alfiere H5.
si infila la donna e la torre. Ovviamente se il bianco gioca F3, cosa succede? Che questo cavallo non ha più ritirate di nessun tipo e si potrebbe perdere in poche mosse. E se il ritorno col cavallo, bene, siamo nella posizione di prima, forse la situazione del mio alfiere è anche migliorata, no? Perché adesso sta facendo qualcosa di carino. Quindi cavallo in H4 non è possibile, cavallo in E5 è possibile. Dicevamo che non si può catturare perché dopo la cattura c'è questo doppio attacco, ma in realtà è proprio la mossa che bisogna fare, perché ora il nero può salvare entrambi. Come? Non con cavallo D5, che sembra più solida perché c'è E4, siamo costretti a spostare il cavallo, perdiamo la donna, o semplicemente perdiamo il cavallo se lo lasciamo lì, ma cavallo in D7. Prima o poi la donna andrà in C7 e magari si gioca per catturare questo pedone in E5. E qui la partita continua con F4 e donna C7. Ok, arrivati a questa posizione siamo alla 13ª mossa e direi che abbiamo gettato le basi per continuare la partita. Qui il motore dà leggero vantaggio per il nero. È vero, questi pedoni sono molto forti, ma sono anche dei pedoni rigidi, cioè il bianco farà fatica a muovere qualsiasi di questo pedone perché nel muovere uno si indeboliranno tutti gli altri, no? Qui c'è un'ottima diagonale da parte di questo alfiere bianco, l'alfiere nero non sa bene che cosa fare, il cavallo potrà magari dirigersi in D5, non so, tramite manovre come cavallo C5, cavallo D5. Questo alfiere magari o lo daremo sul cavallo o cercheremo di tenerlo e metterlo in qualche parte attiva, non so, possiamo attaccare questo pedone in E3, manovre di questo tipo, attacchiamo il pedone debole, centralizziamo le torri e qui la partita è totalmente da giocare. Bene, questo è un rapidissimo excursus su quella che è la difesa slava, la variante principale dove il nero accetta di catturare quel pedone. Ci sono tante linee, bisogna studiarle bene, è una variante dove il nero non si accontenta di giocare una partita normale, ma vuole magari cercare di ottenere di più. Nel videocorso completo Vincere con la difesa slava, che ti lascio il link in descrizione qui sotto, trovi il videocorso completo e anche tutte le mosse di tutte le partite che si sono mostrate all'interno del corso e anche tutte le mosse che puoi scaricare, te le puoi stampare, te le puoi studiare anche lontano dal computer. Ovviamente il corso puoi accedere da computer, da telefono, da tablet, da quello che vuoi, quindi è veramente fatto bene e completo. Bene, spero che questa difesa ti possa piacere, magari ti ho stuzzicato la fantasia e inizierai magari a considerarla di inserirla all'interno del tuo repertorio. Bene, grazie della visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao!